Maronna, mamma, è successo, Maronna, mamma. La mano lassi, lasciami sta mano lassi, ciucciari, lasciami sta mano lassi, non mi trattenere, perché sta arrivando la lasci, mano lassi, e runava, Manolas, lascia mano, ciucciari. Buonasera a tutti da Napoliello 87 e Forza Napoles, voglio. Bellissima notizia per il nostro Napoli, è fatta per Manolas, lasciatemi la mano veramente. Allora, ultima ora. Napoli Manolas, Albino annuncia. Passo la linea a ADL, non è la DSL, ma è Aurelio De Laurentiis, ti avrà più conguaglio, tutto fatto. Allora, ti avrà più soldi per mano lasciata. Mano lascia al Napoli. Per cosa mano lascia al Napoli ci siamo. Nelle ultime ore è arrivata anche l'apertura di Diavarà alla Roma. E quindi l'operazione con la Roma dovrebbe concludersi con l'inserimento del cartellino del centrocampista del Guinea e del Napoli, ovviamente. Per il giornalista di TV Luna Carlo Albino l'operazione è definita. Ma fa muc. Qualcuno aveva dubitato di questa operazione. Passa la condizione imposta dal Napoli, Manolas in maglia azzurra e Diavarà alla Roma più conguaglia. Grande Manolas, insieme a Koulibaly e Di Palepier, ma facciamo male veramente a capo. Ma io sta pazza proprio, sono uscito pazzo, mamma. Per i giornalisti sto pure un po' a capo. Tutto fatto, keep calm, state calm. Forza Napoli sempre, ha scritto così sul giornale e su Twitter. Ma vi rendete conto, Manolas Koulibaly in difesa? Poi Albiol non è certo della partenza, però secondo me è in rottura proprio con il presidente, perché il presidente, sapete, ogni tanto c'ha quelle uscite di fuori, non ci serve più, se può andare, vada pure, c'ha quelle uscite ogni tanto. È vero che sta facendo di tanto per il Napoli e ora ci vuole accontentare, Safa Maronna dell'area, ti sei svegliato dopo 10 anni a questa parte. Ora hai capito che potremmo veramente realizzare questa cosa qui? L'hai capito? A Safa Maronna, e che c'è voluto a te? Una mano che poi l'ha lasciata e ce l'ha fatto venire da noi, Manolas. Grande ciucciari, ma fa mocco, veramente. Questo è un anno buono, vai. Dobbiamo trattenere tutti quanti ora, poi deve venire pure James Rodriguez, poi dobbiamo prendere pure Lozano e poi chissà che non facciamo qualche altro colpaccio. Poi ovviamente metteremo sul mercato quelli che vi ho detto, tutti quelli che non ci serviranno in rosa, sfoltire la rosa e prendiamo tutti questi giocatori che a noi ci servono. Ovviamente se prendiamo pure Lozano, qualche esterno partirà perché abbiamo abbondanza lì sugli esterni. Ma ora godiamoci sto Manolas al bacio proprio, perché Manolas Koulibaly là dietro. Se Maksimovic dovesse restare, perché io lo terrei Maksimovic, perché come abbiamo visto Ancelotti l'ha integrato, l'ha fatto anche da terzino sinistro e non mi è dispiaciuto, ha giocato molto bene anche col Paris Saint-Germain, abbiamo visto che partita ha fatto con Liverpool e Paris Saint-Germain anche da terzino. Maksimovic ha giocato molto bene. Io terrei Maksimovic come riserva e aggiungerei un'altra riserva all'altezza lì. Ovviamente ora come terzino abbiamo Di Lorenzo e abbiamo preso chi cacchio è? No, e abbiamo Gulam e Marquis. Ovviamente Mario Rui e Isai sono sul mercato, ci saranno cambiamenti perché comunque qualche altro terzino dovrà rientrare nella rosa, mettendo Mario Rui e Isai sul mercato, perché a quel punto avremmo solo 3 terzini, perché cedendone 2 è entrato solo Di Lorenzo, dovremmo prenderne qualcun altro, oppure Ancelotti deciderà di usare anche Maksimovic come quarto
terzino e poi lo può usare anche come centrale perché fa entrambi i ruoli, e magari andando a acquistare un altro centrale, se non un altro terzino, uno solo, per poi farlo giocare Maximovic a entrambi i lati. Capite? Se ci siete arrivati, capite? Niente, sono contentissimo di avere Manolas. Ovviamente non ha fatto una grandissima stagione questa qui, hanno preso tanti gol alla Roma. Come vi ho detto, ogni partita prendeva gol Manolas. Però se fa la stagione come ha fatto l'ultima, che poi sono andati in Champions League in semifinale, ovviamente ci vuole anche una squadra forte per la difesa, per non subire gol, perché se fai buchi a centrocampo e arrivi in difesa, ovviamente quando arrivi sotto la difesa della Roma con 6-7 con tutto l'attacco, con 5-6 gli esterni, tutti gli esterni terzini e tutta la squadra in avanti, l'avversaria, è normale che metti in difficoltà pure una difesa. Ovviamente la difesa della Roma quest'anno ha fatto buchi da tutte le parti, acqua e tutto. Manolas è stato, cioè, penoso, cioè, però mettiamo Fazio ancora peggio di Manolas, Però se troviamo il Manolas come la stagione che ha fatto quando c'era Nainggolan, Strootman, quell'altro, non mi viene, e Salah alla Roma, Alisson. No, Salah era partito già prima, c'era Alisson, Nainggolan e Strootman che sono andati in semifinale di Champions League. Se fa quella stagione lì, veramente, se ritroviamo un Manolas così, veramente, top Manolas Koulibaly. E chi passa là? Capite, teniamo due pali, già c'è la Meret fra la porta, due pali, ma là teniamo due pali più attaccati al portiere. E abbassani shun! Niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate dell'acquisto di Manolas e di Diawara alla Roma. Ovviamente anche io Diawara l'avrei dato via perché non è negli schemi di Ancelotti, l'abbiamo visto già dall'inizio, non l'ha fatto mai giocare. Bene, più bene che non si può. Questa aspettava, sta notizia qua. Ti voglio bene Arelo, ti voglio bene. Acquistati i giocatori e non fa partire su. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, mi raccomando, tanti like, che stiamo scarseggiando i like, tanti like. Ed iscrivetevi al canale di Napoliello87, voglio arrivare a 1000 iscritti. Dai, datemi una mano, tutti insieme, fratelli partenopei e fratelli di altre squadre. Buona serata a tutti e buonanotte a tutti per chi va già a dormire. E forza Naples!